Quello che abbiamo voluto fare oggi con questo studio è mettere in evidenza quanto parte da un comune, da ogni singolo comune del Veneto in tassazione e quanto poi invece deve fare i conti il sindaco, l'amministrazione comunale con i servizi che deve dare ai cittadini. Quindi abbiamo proprio localizzato specialmente l'IRAP e l'IRPEF, che sono le tasse che si riescono a geolocalizzare in maniera chiara e precisa, quanto parte da un territorio e quanto invece poi il sindaco è costretto a raccimolare nelle poche entrate che ha o trasferimenti ormai inesistenti. Le statistiche sono desolanti. I tagli lineari attuati dal governo hanno penalizzato le amministrazioni della nostra regione. I veneti versano sempre più tasse a Roma e dalla capitale ne ritornano sempre meno. Alla fine dei conti, chi paga rimane cornuto e mazziato. 72 miliardi e mezzo di tasse pagate e 51 miliardi di servizi resi. Quindi la forbice, il residuo fiscale si sta allargando. Eravamo circa 19 miliardi parlando dei numeri vecchi, con i nuovi dati arrivati da appunto Istat e Agenzia delle Entrate, il residuo fiscale Veneto è aumentato a 21 miliardi e mezzo. Ciambetti chiede al governo di attuare velocemente il federalismo fiscale per evitare conseguenze gravi sul tessuto produttivo, soprattutto quello del nord Italia. La spesa pubblica e improduttiva di questo Stato si sta mangiando i sacrifici che stanno facendo soprattutto 4 regioni in Italia, Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte, e questo non va assolutamente bene.